Presentate le mascherine made in Veneto prodotte da Grafica Veneta, che ne ha donate 2 milioni ai cittadini. Zaia verranno distribuite nei comuni attraverso la Protezione Civile. Crescono contagi e ricoveri in Veneto, quasi 10.000 persone in isolamento. Zaia, il nostro modello finora molto preciso, prevede il picco verso il 15 aprile. A Mestre, arrivati a Villa Salus i primi pazienti Covid. La struttura è uno dei 3 ospedali del veneziano dedicati alla cura del coronavirus. All'esterno la Protezione Civile ha montato tende da campo. Entra nel vivo la visita di 9 medici specializzati nella lotta al coronavirus alla Croce Rossa. Vengono dalla Cina incontri tecnici donati alla città, mascherine e respiratori. Passeggiate all'aria aperta, giro di vite in arrivo dai Colli Euganei alle colline del Prosecco, le ordinanze dei sindaci per far restare la gente a casa, divieti anche sui litorali. Soppressione di linee e modifiche di orari di bus e vaporetti. A Venezia polemica per le novità introdotte dalla CTV per l'emergenza coronavirus. Continuano a registrarsi casi di truffatori che suonano ai campanelli degli anziani dicendo di dover fare i tamponi. L'allarme della Protezione Civile: attenzione, sono truffe. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'emergenza coronavirus con i dati del contagio. In attesa dei dati del bollettino serale, vediamo insieme quelli che sono gli ultimi dati noti. In Veneto cresce a 3.214 il numero delle persone che sono contagiate, più 219 rispetto alla precedente rilevazione. Sale quasi a 10.000 il numero delle persone in isolamento domiciliare, sono 9.419. I pazienti ricoverati sono 646, più 53 nelle ultime ore, e quelli ricoverati in terapia intensiva sono 195. Le persone decedute nelle ultime ore nella nostra regione con il coronavirus sono altre 5. Questa mattina nella sede della Protezione Civile regionale, dove c'è l'unità di crisi, il presidente della regione Zaia ha presentato le mascherine di protezione made in Veneto che Grafiche Venete ha donato nel numero di 2 milioni ai cittadini della nostra regione. Sentiamo. Dopo giorni e giorni di tentativi, modifiche, prove, il risultato è arrivato. Grafica Veneta, l'azienda di Trebasele che è tra le maggiori in Europa nel settore della stampa, ha prodotto e donato 2 milioni di mascherine al Veneto. Col Presidente abbiamo un rapporto di amicizia decennale, l'ho sentito in grande difficoltà e come fai a non essere vicino al tuo territorio, ai tuoi amici e alla tua gente. Le ha presentate il governatore Zaia insieme al titolare Franceschi nella sede della Protezione Civile a Marghera. Li distribuiremo, oltre a quelle che andremo a comprare, le distribuiremo gratuitamente tramite la Protezione Civile a coloro che magari non hanno avuto modo di approvvigionarsi. Io ho chiesto che vengano confezionate in confezioni da 25, distribuiremo direttamente, queste sono 10, da 10, e quindi, anche perché sono più spesse, è vero, rispetto all'altro materiale, e quindi daremo i pacchettini alle persone. La macchina della distribuzione è già iniziata. L'assessore alla Protezione Civile Bottaccini e l'assessore alla Sanità Lanzarin hanno inviato lettere ai comuni, centri servizi per anziani, residenze sanitarie assistite e case alloggio per disabili con tutte le indicazioni. Bottaccini nella lettera ai comuni specifica che le relative forniture verranno consegnate alle singole amministrazioni a cura della Protezione Civile e invita i sindaci a favorirne la distribuzione il più capillare possibile. Non è una banalità, ma è una genialità. Io penso che Franceschi, mi perdono, lui è passato alla storia perché ha stampato tantissimi libri famosi, tra i quali Harry Potter, però penso che qui passerà la storia per essere l'uomo delle mascherine del coronavirus. Poi abbiamo pensato agli anziani e a tutte le persone che magari non hanno molta manualità. Primo orecchio, e poi si fa uscire bene l'orecchio, poi si tira, vedete? Perché è consistente e morbida contemporaneamente, si tira e si va al secondo, eccolo. Cioè io la porto in ufficio, sopra la porto anche ore,
l'ho portata ore per testarla, non si inumidisce, non fa aloni, a mio avviso lui dovrà produrre le mascherine per tutti. Siamo riusciti ad avere un processo che riesce a portare a una produzione giornaliera attualmente dai 500 ai 700 mila pezzi al giorno, per ipotizzare che nel giro di una decina di giorni se riusciamo ad arrivare al 1,5 milioni di prodotti. È un prodotto è un usa e getta, che quindi è una barriera che si può utilizzare ai supermercati in tutta la quotidianità, perché anche una mascherina importante dovrebbe essere utilizzata al massimo un giorno. Si tratta di un dispositivo di protezione non ad uso chirurgico, ma che potrebbe diventarlo a breve. Stiamo lavorando comunque assieme al Ministero che penso nel giro al massimo di una settimana si poter definire questa una mascherina chirurgica di primo livello. Il ministro Speranza ne avrebbe chiesto alcuni campioni. E a spiegarci l'uso della mascherina e le prime sensazioni nell'indossarla è stata la nostra Ilaria Marchiori a margine della presentazione a Marghera. Ribadiamo che non si tratta di un dispositivo medico o di protezione individuale certificato. Vediamo. Molto comoda, anche perché la questione che si possa chiudere attraverso le orecchie è importante, è uno degli aspetti che hanno voluto sottolineare, dal momento che quelle con gli elastici, soprattutto quelle che si devono allacciare dietro proprio nella zona della nuca, sono molto complicate, cioè insomma non è che siano complicate, però creano più difficoltà. Permette di respirare, quindi anche perché c'è anche questo aspetto, no, in questo periodo che riguarda le mascherine, c'è chi magari soffre di claustrofobia e quindi magari si sente costretto, fa fatica a tenerle, invece con questa che ha questa dimensione che è abbastanza grande è molto più facile anche riuscire a respirare, non sentirsi troppo costretti. È consistente perché è abbastanza rigida, però allo stesso tempo è anche morbida, quindi ci si sente davvero bene, davvero a proprio agio. Questo direi che è molto importante anche proprio per il fatto di tenerla il più possibile quando si esce o se si hanno dei contatti e eventualmente anche in casa. Si può indossare anche con gli occhiali da vista che spesso si appannano, perché con altri tipi di mascherine si rischia che si appannino, succede a moltissime persone che indossano gli occhiali da vista, infatti li ho tenuti appositamente proprio per questo motivo, con questa mascherina non succede. Ecco, questa dunque la nuova mascherina e sarà in studio anche per spiegare anche questa operazione, questa partita delle mascherine, il governatore Zaia a partire dalle 19:30 nei nostri telegiornali. Intanto proprio pochi minuti fa nella conferenza stampa la Protezione Civile Nazionale ha reso noti quelli che sono i dati del contagio di oggi in Italia. Sono dati davvero allarmanti. Nel nostro paese i contagi sono 28.717, 2.648 in più rispetto a ieri e soprattutto a preoccupare è il dato delle vittime che è salito a 2.978, più 475 rispetto a ieri quando si erano registrate 345 vittime, una mortalità quindi elevatissima. Si confida molto negli ospedali nella sperimentazione di nuovi farmaci. Proprio ieri l'annuncio dell'AIFA, l'Agenzia Internazionale del Farmaco, della sperimentazione partita anche nel nostro paese di un farmaco utilizzato per l'artrite reumatoide e che appunto è partita la sperimentazione sui pazienti affetti da coronavirus. Anche all'ospedale Cafoncello di Treviso avviata la sperimentazione con una decina di pazienti. Ne abbiamo parlato nel corso della nostra edizione straordinaria oggi pomeriggio con il dottor Carlo Agostini, direttore della medicina interna dell'ULSS 2. Sentiamo. Non è un
farmaco specifico per l'infezione da Covid, è un farmaco che amplifica la risposta immunitaria. E il problema di questa malattia è che proprio quando il virus in un certo modo scende nell'apparato respiratorio attiva il sistema immunologico, i meccanismi di difesa. I meccanismi di difesa teoricamente dovrebbero eliminare il virus, però hanno anche come effetto collaterale dei danni nel tessuto polmonare, in particolare nei punti dove si scambia l'ossigeno. In conseguenza il paziente diventa ipossemico, va in insufficienza respiratoria. Tocilizumab interviene proprio in questo punto, va a bloccare l'esagerata risposta immunologica. Quello che è la mia impressione è che noi stiamo tentando di dare il farmaco quando la malattia è un pochino avanzata, quando il paziente è magari intubato, e in effetti anche nella nostra esperienza pazienti intubati dopo il farmaco è stato possibile levare questa procedura aggressiva dell'intubazione, ma però sarebbe molto meglio che non arrivassero ad essere intubati, quindi partire prima dell'aggressività della risposta stessa, e quindi stiamo cercando di, ma i risultati ci vorranno mesi per averli, cercare di identificare il punto in cui si riesce a bloccare questa esagerata risposta immunologica. Ecco, abbiamo visto i dati allarmanti diffusi dalla Protezione Civile regionale. Proprio in questi minuti sono arrivati i dati relativi alla nostra regione, al Veneto, li vediamo insieme. Per quanto riguarda i contagiati, siamo a 3.384 in Veneto, più 170 rispetto a ieri. Di questi 691 sono ricoverati in area non critica, 45 in più rispetto a questa mattina, 201 in terapia intensiva, più 6 rispetto a stamane. Davvero allarmante invece è il dato che riguarda i decessi. Nella giornata di oggi, cioè dalla rilevazione di questa mattina a quella delle ore 17 di oggi pomeriggio, in Veneto per coronavirus hanno perso la vita 24 persone, 4 a Treviso, 1 a Belluno, 5 a Verona, 3 all'ospedale di Conegliano, 1 a Venezia, 2 all'ospedale di Milano, 1 all'ospedale di Rovigo e 1 all'ospedale di Schiavonia. Poi ne abbiamo altre 2 ad Asiago, 2 a Vicenza e 1 a Legnago e 1 a Verona. 24 persone, davvero un bollettino di guerra quello che ci è stato consegnato proprio in questi minuti. Ed ora andiamo a Padova, dove una delegazione di medici cinesi è stata ricevuta e continua a effettuare una serie di visite nelle strutture sanitarie, portando anche respiratori e mascherine. Vediamo. Accogliamo qui a Padova la delegazione della Croce Rossa cinese che è giunta in Italia alcuni giorni fa trasportando da un lato materiali di supporto per le attività sanitarie in senso stretto, cioè respiratori, letti di terapia intensiva che sono stati donati dalla Repubblica Popolare Cinese al nostro Paese, dall'altro dispositivi di protezione individuale che sono stati donati alla Croce Rossa italiana e distribuiti già per i comitati che sono impegnati in questa lotta al coronavirus. All'interno della delegazione però vi sono alcuni tra i maggiori esperti cinesi di questa malattia, sono pneumologi, microbiologi, esperti di malattie infettive, esperti di terapia intensiva. Tutte persone che nei loro ospedali, nelle loro città, nelle loro università hanno combattuto, e sappiamo con successo, il virus. Nelle prossime 2 giornate questo gruppo, che è capeggiato dal vicepresidente nazionale della Croce Rossa cinese, si incontrerà con i nostri specialisti, non solo dell'azienda ospedaliera di Padova e dell'Università di Padova, ma della regione, per confrontarsi su quali siano le metodiche per combattere al meglio il coronavirus e avere il maggior risultato in termini terapeutici e in termini di prevenzione. Ed ora andiamo a Mestre, a Villa Salus. Sono arrivati i primi pazienti Covid secondo il piano che fa della struttura sul Terraglio, uno dei 3 ospedali del Veneziano dedicato alla cura dei pazienti affetti da coronavirus.
I primi 4 pazienti Covid-19 trasferiti dall'ospedale dell'Angelo sono arrivati a Villa Salus. La struttura di via Terraglio a Mestre è, assieme ai nosocomi di Dolo e di Jesolo, una delle 3 strutture dedicate alla cura del coronavirus nella città metropolitana di Venezia, secondo le disposizioni della Regione Veneto. I 4 pazienti sono stati ricoverati nel reparto di medicina al 3° piano, attrezzato a reparto malattie infettive grazie al lavoro senza sosta degli ultimi giorni. Altrettanto rapida è stata la comparsa all'esterno del nosocomio di 2 tende da campo, montate dalla Protezione Civile nella notte tra il 16 e il 17. Saranno utilizzate per il monitoraggio degli accessi all'ospedale dei pazienti non Covid che potrebbero necessitare di prestazioni a carattere d'urgenza. I pazienti col coronavirus invece accedono all'ospedale attraverso un percorso dedicato, dove sono garantite misure di sicurezza anticontagio. All'ingresso del reparto è stata allestita un'apposita area filtro. Non sono ammesse visite ai pazienti Covid-19. Per contattare la famiglia, l'ospedale ha messo a disposizione una telefonata quotidiana da effettuare nella fascia oraria che va dalle 14 alle 15 e previe indicazioni ai referenti del reparto del solo congiunto di riferimento da chiamare. Soppressione di linee e modifiche di orari di autobus e vaporetti. A Venezia è polemica, anche politica, sulle novità introdotte dalla CTV per la gestione dell'emergenza coronavirus. Negli autobus e nei vaporetti della CTV si rispettano le distanze minime previste dal decreto per l'emergenza coronavirus? Il Comune di Venezia intende potenziare le linee per evitare sovraffollamenti e garantire gli spostamenti degli operatori della sanità e di quelli dei servizi pubblici essenziali? La polemica sul trasporto pubblico veneziano, dopo le modifiche agli orari e la soppressione di alcune linee a causa del Covid-19, arriva fino a Cafarsetti. Le domande rivolte al sindaco Brugnaro e all'assessore competente fanno parte di un'interrogazione a risposta scritta, prima firmataria Monica Sambo, sottoscritta dai consiglieri comunali del Partito Democratico e della lista Casson. Si riscontrano in queste ore difficoltà per raggiungere San Camillo a Venezia e l'ospedale civile sempre a Venezia, a Mestre lo stesso, e quindi chiediamo un rafforzo soprattutto nelle fasce che garantiscono ai pendolari di poter raggiungere il proprio posto di lavoro in sicurezza, che possano garantire le distanze minime, anche per quanto riguarda le isole, Murano, Burano, quindi chiediamo uno sforzo ulteriore da parte di questa amministrazione. A mobilitarsi anche il presidente della municipalità di Venezia, Murano e Burano, Giovanni Andrea Martini, candidato sindaco per tutta la città insieme, che ha allegato ad una lettera inviata in tal senso a Brugnaro anche una foto scattata alle 7 del mattino su un autobus in arrivo a Venezia. Una situazione di emergenza e di emergenza sanitaria, scrive Martini, non richiederebbe servizi di trasporto pubblico di emergenza? Ci si chiede se ha senso ridurre il numero delle linee, se ha senso ridurre la frequenza delle linee. La motivazione dell'azienda è sostanzialmente quella di un'attenzione al bilancio e di fare in modo che non ci siano spese eccessive rispetto a quella che è la prestazione e i servizi. È più importante invece, in questo determinato momento, che ci sia la tutela dei lavoratori e la tutela dei cittadini. Giro di vite in arrivo per chi pensa di andare a fare una gita sui colli nelle prossime ore. Da Conegliano ai colli Euganei i sindaci si stanno organizzando per emettere nuove ordinanze. Vediamo appunto la situazione sui colli Euganei. Il sole, le giornate che si allungano, le temperature che tra poco diventeranno primaverili. Difficile resistere alla passeggiata o alla gita sui colli, ma combattere il coronavirus significa rinunciare a tutto questo. E così i sindaci dei colli Euganei si stanno attrezzando per rispondere compatti ai comportamenti scorretti di chi si prepara a non rispettare l'invito a rimanere in casa. Nel prossimo fine settimana i controlli delle forze dell'ordine si annunciano già rinforzati rispetto agli ultimi giorni e i sindaci si mobilitano. Non ci possiamo permettere in questo momento di abbassare la guardia ed è in questo senso che Teolo nei prossimi giorni procederà con un'emissione di ordinanze restrittive all'utilizzo dei parchi pubblici
alcune strade, verrà chiusa la strada che porta al Monte della Madonna nel Parco delle Fiorine, verrà chiuso l'anello ciclabile dei Colli Ugani assieme agli altri sindaci del Parco Colli. Intanto prosegue l'opera di informazione effettuata dalla Protezione Civile. Durante i controlli effettuati nelle scorse ore, molti cittadini si sono giustificati affermando di non sapere esattamente quali erano i divieti e quanto sia indispensabile compilare l'autocertificazione. Ecco quindi l'importanza di diffondere le informazioni ufficiali. In questi giorni la Protezione Civile sta passando per i quartieri invitando la cittadinanza a rimanere a casa e rispettare le regole. Solo assieme, rispettando appunto le regole, cercando di usare il cervello, usciremo da questa situazione e allora sì potremo dire che sarà andato tutto bene. Oggi non possiamo ancora dirlo. Nei prossimi giorni infatti verranno intensificati i controlli anche lungo le piste ciclabili, che devono essere utilizzate al pari delle strade solo per motivi di necessità. Alcune ciclopedonali sono già state chiuse o stanno per essere chiuse in vari comuni nell'Alta Padovana come a ridosso dei Colli. Stessa situazione anche sui litorali e sulle pinete. Il sindaco di Rosolina ha proibito l'accesso alle spiagge e alla pineta con regole ferree per chi porta a spasso il cane o fa jogging. Sentiamo. Questa nuova ordinanza è proprio per dare il segno e il significato dell'importanza che tutti devono capire che bisogna rimanere a casa a meno che non ci siano motivi di urgenza. Dove non arrivano i decreti del governo, arriva l'ordinanza del sindaco di Rosolina che circoscrive e chiarisce alcuni passaggi di cui tanto si parla in questi giorni. Innanzitutto stop alle passeggiate in spiaggia nelle pinete del litorale del comune, compresi gli argini fluviali, tra le mete più gettonate del delta e della costa veneta. La chiusura è generale, questo anche per lanciare un messaggio forte e chiaro ai turisti della domenica. Nelle spiagge potranno entrare solo gli operai che si occupano del ripascimento e dei lavori di manutenzione. Regole precise anche per chi fa sport. Fatte salve le distanze di sicurezza, i runner dovranno correre entro 1 chilometro dalla propria abitazione. È di 200 metri invece il raggio consentito a chi porta fuori il cane per le sole esigenze fisiologiche. Resta il consiglio di sempre usare ovviamente il buon senso. La gente non può andare 3 volte al giorno a fare la spesa al supermercato oppure girare per la piazza perché deve fare movimento e spostarsi da una parte all'altra del paese senza motivo. Ed ora parliamo di poste perché sono arrivate alla nostra redazione numerose segnalazioni circa la mancata consegna di raccomandate da parte dei postini che quindi chiedono agli utenti di andare a ritirarla in posta, utenti naturalmente preoccupati, così come sono preoccupati per la propria salute anche i lavoratori. Il servizio. Ma io non sono mai uscita di casa da quando c'è l'ordine di non uscire, io non sono mai uscita. Perché devo andare alla posta a prendermi la raccomandata? Che tra l'altro mi serve questa cosa per vedere se adesso sono guarita quell'occhio o meno, capito? 82 anni, la signora Maria, così la chiameremo, riceve un referto a mezzo raccomandata da parte dell'ospedale, ma il postino, non potendo avvicinarsi agli utenti, è costretto a lasciare l'avviso di ritiro presso gli uffici postali. E hanno detto no signora, lei trova qui la raccomandata, tanto noi abbiamo il vetro. Ho capito io che avete il vetro voi, ma io che sono fuori e c'è altra gente che passa, che tra l'altro è un ufficio piccolissimo, piccolo. Voi siete riparati, ma io no. Contattiamo le poste italiane che in questi giorni di emergenza, anche in ottemperanza degli ultimi provvedimenti governativi, spiegano di aver messo a disposizione degli utenti per limitare al massimo gli accessi tutti i servizi online e la possibilità di ricevere raccomandate normali direttamente in cassetta. Sarà lo stesso portalettere a firmare. Questo però, ed è il caso della signora Maria, non è possibile per le spedizioni che richiedono identificazione certa del destinatario, come invio patenti o passaporti, atti giudiziari, referti e raccomandate in contrassegno. Purtroppo per la signora Maria sarà necessario recarsi presso gli uffici postali.
Ma intanto dall'altra parte dello sportello chi lavora negli uffici denuncia una situazione di anomalo e inutile sovraffollamento. Un dipendente ci scrive: su 100 clienti in una giornata soltanto 25 avevano un'operazione indifferibile, gli altri sono venuti solo per fare una lista di movimenti del conto corrente oppure aggiornare il libretto di risparmio. Il timore degli operatori è che in questa nuova fase di aperture contingentate o addirittura a giorni alterni gli uffici possano riempirsi. Poste Italiane ancora una volta raccomanda di affidare agli sportelli soltanto le spedizioni urgenti, per tutto il resto le poste sono online. Ancora truffe in questo momento d'emergenza, l'avviso è stato diramato dall'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, che chiede la massima attenzione perché ci sono ancora delle persone, sciacalli li definisce, che suonano alla porta degli anziani dicendo che li manda la regione per effettuare il tampone per il controllo del coronavirus. Ovviamente si tratta di truffatori. Qualora vi dovesse capitare una situazione di questo tipo, non aprite, chiamate immediatamente il 112 o il 113. Torniamo ora a Padova perché oggi, senza pubblico ovviamente, c'è stata l'inaugurazione dell'anno accademico numero 798. In collegamento su internet e senza pubblico effetto del coronavirus. L'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Padova, arrivata all'età incredibile di 798 anni, è stravolta rispetto alla tradizione. Il magnifico rettore Rosario Rizzuto davanti a quella che fu la cattedra di uno dei professori più illustri, Galileo Galilei. Al suo fianco solo una specializzanda di pronto soccorso e una studentessa di infermieristica, in segno di gratitudine per l'immenso lavoro che gli operatori sanitari stanno facendo durante l'emergenza. In collegamento invece gli interventi delle autorità, in particolare quelli del ministro Gaetano Manfredi e del presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. Lo studio svolto sulla comunità di Vouganeo dall'Università in collaborazione con la Regione Veneto e la Croce Rossa si è rivelata determinante per fornire alla scienza e anche alle autorità strumenti preziosi per il controllo dell'emergenza Covid-19. Una ricerca, quella effettuata a Vo, che avrà ripercussioni positive e applicazioni in tutto il mondo, un contributo che mette ancora una volta i ricercatori padovani in evidenza a livello internazionale, una vocazione internazionale sottolineata dal rettore Rizzuto. Attorno alla cattedra di Galileo, l'effigie dei 40 studiosi stranieri sono l'emblema della vocazione internazionale del nostro Ateneo. Ed era questo l'ultimo servizio per il TG del Veneto. Vi ricordo alle 19:30 il governatore Zaia in diretta nel TG di Treviso. Vi lascio ora come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Bel tempo e temperature sopra la media del periodo, ma nel weekend questo assaggio di primavera verrà spazzato via da un colpo di coda dell'inverno. Vediamo intanto il dettaglio di giovedì 19 marzo. Sul Veneto situazione invariata rispetto ai giorni scorsi, ampio soleggiamento con cielo sereno o con al massimo poche nubi a carattere sparso. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, valori massimi piuttosto caldi, compresi invece tra 17 e 21 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà una splendida giornata all'insegna di un bellissimo sole. Temperature minime fino a 10 gradi, massime sui 18-19 all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo con cielo al massimo velato, specie sui confini alpini. Temperature minime fino a 7 gradi, massime sui 20 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.